I consiglieri comunali di opposizione del comune di Porto Empedocle, Salvatore Orsini, Melania Nuara, Antonio Traina e Gerlando Di Francesco esprimono il proprio ringraziamento al prefetto Caccamo per la sensibilità e l'attenzione dimostrate nell'accogliere la richiesta di posticipare l'avvio dei lavori previsti nel torrente Re. Il rinvio degli interventi a dopo la stagione estiva rappresenta una decisione di grande buonsenso che evita di compromettere in un periodo cruciale la già delicata viabilità della zona. La chiusura dell'area infatti avrebbe causato disagi sia alla circolazione stradale che alla vita quotidiana di residenti, attività commerciali e turisti. Siamo grati al prefetto per avere compreso l'urgenza di una decisione che tenesse conto delle esigenze concrete della cittadinanza, dichiarano i consiglieri di opposizione. Questo rinvio permetterà di conciliare l'esigenza di intervenire sul territorio con quella altrettanto importante di garantire una viabilità sicura e fluida nel periodo estivo. I consiglieri comunali sottolineano infine che come la collaborazione tra le istituzioni, quando è guidata da senso di responsabilità e attenzione al territorio, possa portare a risultati positivi per la comunità. Purtroppo, concludono i consiglieri comunali di opposizione, ancora una volta dobbiamo constatare l'assenza del sindaco che si dimostra distante dai reali problemi della città e poco sensibile alla necessità quotidiane dei cittadini empedoclini. Una guida amministrativa dovrebbe essere presente, attenta e pronta ad agire per prevenire disagi, non rincorrerli o ignorarli.